Benvenuti in questo viaggio tra i capolavori della Pinacoteca Ambrosiana, dove ogni opera racconta una storia di bellezza, mistero e tradizione. Scopriamo insieme i segreti nascosti dietro ai grandi maestri dell'arte, in un racconto che vi trasporterà direttamente nel cuore di Milano. Oggi vi portiamo alla scoperta di un'opera straordinaria, carica di simbolismi profondi. La Madonna del Padiglione di Sandro Botticelli. Un capolavoro che, a prima vista, potrebbe sembrare una classica rappresentazione della Madonna con il bambino, ma che in realtà cela significati che vanno ben oltre la semplice immagine religiosa. Cominciamo col descrivere questo dipinto. Immaginate una scena racchiusa in un tondo, eseguita con una precisione quasi miniaturistica. Ogni dettaglio è curato con estrema attenzione, come se Botticelli avesse voluto imprimere un'attenzione quasi devota ai particolari. Soffermiamoci su uno degli elementi più evidenti, una grande tenda, o meglio, un padiglione, che viene aperto da due angeli. Questo non è solo un dettaglio decorativo, ma un potente simbolo biblico. Nell'Antico Testamento la tenda rappresentava la presenza di Dio, mentre nel Nuovo Testamento, nel Vangelo di Giovanni, si legge: «Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua tenda in mezzo a noi». Qui, attraverso l'apertura della tenda, Botticelli ci svela il mistero dell'incarnazione, il Figlio di Dio che si è fatto bambino, nato dalla Vergine Maria. Osserviamo più attentamente la scena. Un terzo angelo, in movimento, conduce il piccolo Gesù verso sua madre. È una scena di tenerezza e devozione, carica di simbolismo. Maria, in un gesto tipico dell'iconografia medievale, si preme il seno. Da esso sgorga un piccolo zampillo di latte, simbolo dell'amore materno, un amore che si dona senza riserve. Questo dettaglio ci parla dell'oblatività della maternità, quell'amore puro e incondizionato che una madre ha per suo figlio. Un altro elemento centrale dell'opera è il libro che si trova al di sopra del bambino, appoggiato su un cuscino, vicino alla mano di Maria. Si tratta della Bibbia, la parola di Dio. Ma qui Botticelli ci fa riflettere su un altro significato. Gesù stesso è la parola fatta carne, il Verbo che si incarna tra gli umani. Così il libro rappresenta non solo la parola scritta, ma la parola viva, incarnata nella figura del Cristo. Guardando oltre, dietro al parapetto, si apre un paesaggio dolce e sereno. Questo sfondo non è casuale, è un richiamo al mistero della creazione, strettamente legato al mistero della redenzione. Nella nascita del Figlio di Dio, Botticelli ci invita a vedere il compimento di entrambi questi misteri, la creazione e la redenzione, intrecciate tra loro. Infine, uno degli elementi più significativi si trova in primo piano. Un vaso di gigli. I gigli, come molti sanno, sono un simbolo della città di Firenze, ma qui assumono anche un valore religioso. Sono il simbolo della purezza, della castità e dell'innocenza. Un richiamo non solo alla purezza della Vergine Maria, ma anche alla sacralità del momento che Botticelli ci invita a contemplare. Quest'opera è molto più di una rappresentazione religiosa. È un intreccio di simboli e significati che ci parla di fede, di amore e di mistero. Botticelli, con la sua delicatezza e attenzione ai dettagli, riesce a trasmettere una profondità spirituale che colpisce lo spettatore, invitandolo a riflettere non solo sulla bellezza dell'arte, ma anche sul significato che essa porta con sé. Grazie per averci accompagnato in questa nuova scoperta artistica. Se questo episodio vi ha incuriosito, non perdetevi gli altri, dove esploreremo ancora più capolavori della Pinacoteca Ambrosiana. E ricordate, queste opere non vivono solo nei racconti. Vi invitiamo a visitare la Pinacoteca e ad ammirarle dal vivo per un'esperienza indimenticabile.